Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Trapani, l'anziana morta a Marsala per le percosse, il figlio nega di averla aggredita ma il GIP convalida il fermo, nella loro casa la possibile chiave della tragedia. Palermo, cittadino iraniano fermato con l'accusa di essere l'aggressore seriale di via Roma, l'ultima reazione violenta contro i poliziotti dei Falchi. L'uomo morto a Bagheria aggredito dai cani corso. I primi risultati dell'autopsia confermano i morsi dei tre molossi. L'avvocato della famiglia della vittima, segni evidenti di aggressione. Il presidente della regione Schifani ha parlato a Messina sui termovalorizzatori. Si faranno, dice, uno dei punti prioritari della mia azione di governo. A Catania, centro storico invaso da migliaia di auto, i catanesi non si fidano dei mezzi pubblici, dicono troppa attesa alle fermate. Calcio, in B il Palermo al lavoro per la gara di domenica a Cosenza che deciderà il futuro dell'allenatore Dionisi. In Serie C il Catania in cerca di riscatto contro l'Altamura, Messina e Trapani verso il derby di lunedì. Ancora buongiorno, il GIP di Marsala, Sara Quittino, ha convalidato il fermo di Girolamo Peraino, il 51enne di Marsala, accusato dalla procura coordinata da Fernando Asaro dell'omicidio preterintenzionale della madre Anna Peralta. La donna è deceduta in ospedale la settimana scorsa per un'emorragia interna provocata, secondo la tesi dell'accusa, dalle percosse subite dal figlio durante una lite tra madre e figlio che vivevano insieme. I rapporti sarebbero stati molto conflittuali da tempo a causa, pare, delle continue richieste di denaro che Peraino, tossicodipendente, faceva alla donna. L'anziana era stata ricoverata perché aveva ingerito una grossa quantità di farmaci, forse per togliersi la vita. Visitandola, i medici si sono però accorti dell'emorragia. La procura, accertate le lesioni alla milza della Peralta, ha aperto un'inchiesta che è sfociata nel fermo del 51enne. A Palermo un cittadino iraniano è stato fermato e sospettato di essere l'aggressore seriale di via Roma. L'ultimo episodio avvenuto contro i poliziotti che lo fermavano. Manlio Viola. Da settimane terrorizzava la via Roma, strada centralissima della città di Palermo, ma da qualche anno inspiegabilmente degradata. Fermava i passanti e li picchiava senza alcun apparente motivo. Uomini, donne, ragazzi, senza distinzione. Alle forze dell'ordine sono arrivate numerose segnalazioni e denunce, soprattutto nelle ultime 2 settimane, 15 giorni. Adesso la polizia ha arrestato un uomo che sembra corrispondere alla descrizione dell'aggressore seriale. Si tratta di un iraniano fermato da una pattuglia di falchi. L'uomo ha tentato di sottrarsi al fermo reagendo e cercando di colpire i poliziotti che lo hanno però bloccato e caricato su un'auto per portarlo alla squadra mobile. È accusato al momento soltanto di minacce e resistenza pubblico ufficiale, ma verranno verificati i video delle aggressioni di questi giorni che sono stati in gran parte caricati sui social e acquisiti dalla polizia, e si tenteranno anche alcuni riconoscimenti da parte degli aggrediti che hanno denunciato. E adesso a Bagheria ancora la vicenda dell'uomo morto che sarebbe stato sbranato da cani corso. L'avvocato della famiglia della vittima dice ci sono segni evidenti di aggressione. Marco Gullà. I primi risultati dell'autopsia farebbero emergere un'aggressione feroce da parte dei cani corso nei confronti di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni morto nella sua campagna a Bagheria. Ma per stabilire definitivamente cosa sia successo bisognerà attendere gli esami agli organi vitali, quelli istologici e al DNA che sarà eseguito sugli animali. Vi sarebbero delle ferite agli avambracci e anche in altre parti del corpo che denoterebbero un tentativo di difesa della povera vittima, e quindi l'ipotesi iniziale degli investigatori sembra sempre più accreditarsi. Gli altri dati che abbiamo acquisito con certezza sono la presenza di quei 3 cani corso all'interno della proprietà del signor Maggiore negli istanti subito successivi al fatto, quando sono sopraggiunti i figli. La moglie dell'indagato e proprietario dei cani ha ribadito che i rapporti con la vittima erano ottimi, ma sembra che invece qualche screzio in passato ci sia stato, soprattutto per la presenza costante dei 3 molossi nel terreno di Salvatore Maggiore. La salma è stata restituita alla famiglia. Domani saranno celebrati i funerali alle 11 nella Basilica di Sant'Anna a Santa Flavia.
I carabinieri di Butera nel Nisseno hanno arrestato un uomo di 76 anni già noto alle forze dell'ordine per detenzione illegale di armi alterate e munizioni militari. Nel corso dell'ispezione in un terreno di proprietà dell'uomo hanno rinvenuto all'interno di un pollaio un tubo di plastica contenente un fucile a canne mozze, risultato provento di un furto avvenuto nel nord Italia, e 63 cartucce calibro 12 in ottimo stato di conservazione. L'arma e il munizionamento perfettamente funzionanti sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato appunto posto ai domiciliari. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Schifani ha parlato a Messina dei termovalorizzatori. Si faranno, ha confermato, è uno dei punti prioritari, ha detto, della mia azione di governo. Francesco Triolo. Iniziarli, ho conto di iniziarli entro la legislatura, e questo è un obiettivo minimo naturalmente. Poi se chiamato a continuare un'altra legislatura, vigileremo rigorosamente sulla loro realizzazione. I termovalorizzatori sono una priorità della regione. Il presidente Renato Schifani lo ha ribadito anche oggi a Messina, parlando in prefettura dopo l'iniziativa del 65% e oltre, l'evento che ha riunito esperti del settore dei rifiuti. La città dello Stretto diventa un modello in Sicilia per la differenziazione e per il riciclo, con un'azione che ha consentito di superare il 58% di raccolta porta a porta, ad un passo dall'obiettivo del 65%. Il prossimo passo a livello regionale dovranno essere proprio i termovalorizzatori. Si faranno, io ce la metterò tutta, perché è il punto numero uno della mia azione di governo. È un impegno che ho assunto nei confronti dei miei elettori quando mi sono candidato, un impegno che sto portando avanti con determinazione, fermezza e coraggio. Abbiamo individuato le somme, le risorse, abbiamo dotato la Sicilia di un piano rifiuti perché non c'era, l'ho adottato io come commissario, ma ho dovuto chiaramente prepararlo, lavorarci, è stato adottato il piano rifiuti, stiamo andando avanti speditamente su questo progetto. Avremo addirittura un abbattimento del costo a più della metà, perché avendo voluto i termovalorizzatori realizzati con denaro pubblico, agli utenti non saranno sottoposti al pagamento anche quella tariffa anche dell'ammortamento di chi ha investito. In prefettura Schifani ha illustrato anche la strategia territoriale approvata dall'Assemblea dell'area urbana funzionale, che può sfruttare finanziamenti per oltre 72 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo nell'ambito del primo asse, rigenerazione urbana, rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica. Sanzioni in una mensa scolastica di Riposto, siamo nel Catanese, per carenze igienico-sanitarie. Il sindaco Vasta ha rassicurato e ha detto nulla di particolarmente grave, ma vigileremo insieme ai genitori. Adelaide Barbagallo. Pulizia insufficiente delle superfici di lavoro e delle attrezzature e una gestione non ottimale della manutenzione di frigoriferi e congelatori. I carabinieri della stazione di Riposto, con il supporto del NAS e del NIL di Catania, hanno ispezionato una mensa scolastica di una scuola statale del paese, contestando all'amministratore dell'azienda, un 72enne, sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro, e lo hanno denunciato per mancata sorveglianza sanitaria di 4 lavoratori. Le violazioni rilevate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie dei locali dove venivano preparati i pasti per gli alunni, oltre alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema di sicurezza alimentare e il protocollo che serve a prevenire rischi come contaminazioni o conservazione impropria dei cibi. Sulla vicenda è intervenuto con una nota il sindaco di Riposto Davide Vassa, che rassicura i genitori. Ho letto, afferma il verbale dei NAS, non sono state riscontrate gravi carenze igieniche, tanto che la mensa non è stata chiusa. I cibi sono stati trovati regolarmente confezionati ed etichettati. Fino ad oggi i controlli della mensa sono stati eseguiti da un nostro addetto, ma, conclude il sindaco di Riposto, alla luce di quanto accaduto istituiremo una commissione formata da rappresentanti dei genitori e da nostro personale, a garanzia della massima trasparenza e vigilanza sul servizio. E mentre l'eruzione sull'Etna rallenta, continua l'afflusso di migliaia di turisti che fanno a gara per un selfie estremo a bordo lava, un pericolo per la loro incolumità, ma certamente anche per quella dei soccorritori. Eva Spampinato. L'Etna non smette di far parlare di sé. Anche il prestigioso New York Times dedica un reportage alla spettacolare eruzione del vulcano che ha fatto il giro del mondo, non per peculiarità scientifiche, ma per peculiarità autoctone, ovvero i siciliani stessi e i loro selfie estremi con la lava. Dalla ragazza con i tacchi agli amici a torso nudo ripresi dai quotidiani, fino al ragazzo che forgia i posacenere. Purtroppo tutto quello che
è girato in questi giorni dall'inizio della colata sui canali social, ha fatto diventare questo spettacolo naturale straordinario, unico, bellissimo, l'ha fatto diventare un grande Luna Park, e la gente non si rende conto che per andare al campo lavico principale deve camminare per un'ora e mezza su una strada innevata e poi deve ritornare. Il percorso è lungo e faticoso, bisogna andare con attrezzatura idonea, con lampe, dei caschetti. E se c'è chi fa milioni di visualizzazioni passando con lo snowboard a pochi centimetri dalla lava incandescente, c'è anche chi porta ad alta quota una caratteristica tutta catanese, l'arrusti e mangia. Momento trash in pieno stile Roccaraso che chi ama il vulcano e ne rispetta storia e natura non può accettare, come il geofisico Roberto Guardo. Intanto le autorità hanno stabilito un nuovo piano viabilità sulla SP92. Le persone possono accedere nella zona di Piano Vetore dal bivio di Monte Vetore Superiore e possono posteggiare ovviamente a Piano Vetore o nelle zone un po' più in basso, vicino anche ai cancelli demaniali, ma possono uscire da questo percorso o dal bivio di Monte Vetore Inferiore oppure dalla Trazzera Miria che fa capo al comune di Regalna. Indietro questo percorso non si può fare. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, un'ultima di agenzia, l'incidente questa mattina intorno alle 5:30 sulla strada statale Ragusa-Catania in contrada Marcellino. 2 persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. Entrambe sono state trasferite d'urgenza all'ospedale di Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto molto violento è avvenuta tra una Jeep Renegade condotta da un uomo che stava percorrendo la strada in direzione Catania e un camion che procedeva in senso opposto. I mezzi si sono ribaltati, coinvolta un Audi A3 i cui occupanti sono rimasti illesi e la strada è stata chiusa al traffico. E adesso alla sanità, passo avanti per l'ospedale di Agrigento, nuova TAC e radiologia potenziata. Davide Sardo. Una TAC tutta nuova e dispositivi diagnostici all'avanguardia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Stamattina il taglio del nastro delle attrezzature all'unità operativa di radiologia medica, mentre altri dispositivi radiodiagnostici sono destinati al pronto soccorso. Le apparecchiature garantiranno diagnosi più rapide e precise. I pazienti che accedono di pronto soccorso non dovranno più spostarsi nei corridoi dell'ospedale per raggiungere la radiologia. Per quanto riguarda la TAC, sicuramente questa TAC di ultima generazione colma un gap tecnologico dove determinati esami fino a ieri non potevano essere eseguiti. Ad oggi questa TAC è molto performante. Per i dirigenti medici e gli specialisti l'aggiornamento tecnologico è indispensabile anche per ridurre i tempi di attesa. Delle immagini più nitide, può lavorare anche su esami e su patologie, ad esempio quelle cardiache, per le quali le TAC di base non riescono a dare la stessa definizione. La nuova strumentazione diagnostica rappresenta un salto di qualità per il sistema sanitario agrigentino. Adesso a Catania, centro storico invaso da migliaia di auto, e i catanesi però non si fidano dei mezzi pubblici, troppa attesa alle fermate, ci dicono Tonino De Mana. Migliaia di mezzi che si riversano nel centro storico di Catania. La comodità di non lasciare l'auto, pochi parcheggi e scarsa fiducia nel trasporto pubblico locale. Ruota su questi fattori il caos quotidiano che manda in tilt il sistema nervoso degli automobilisti e non fa dormire sonni tranquilli all'amministrazione comunale. In molti, specie nelle giornate piovose, non rinunciano all'auto e basta ascoltare alcune voci per comprendere il motivo. Si può essere soddisfatti? Prova a chiedere agli autisti e alle altre persone. Se dovessi dare un voto al servizio? 3-. Perché non ci sono i mezzi pubblici adatti e idonei. Devo prendere 2-3 autobus e non mi va tanto bene. Se dovessi dare un voto al servizio AMTS? No, 5. Oggi ho dovuto aspettare 1:10 e devo aspettare un'altra 1:10 per ritornare. Può ricordarci il tratto? Quello che va dall'ospedale Garibaldi Nesima fino qui al Duomo. C'è confusione, non sono, diciamo, in orario e compagnia bene. No, non mi fido tanto.
Ma l'autobus, cioè dire, molte volte sono in ritardo, devo aspettare 3/4 d'ora, anche un'ora. Si salva il BRT Bus Rapid Transit, il cui tragitto è per lo più in corsie preferenziali. Il BRT è un servizio che regolarmente ci offre una possibilità di muoverci all'interno della città di Catania. Devo dire che la circolare BRT funziona, anche se io non l'ho mai presa, sono un po' comodissima. Metropolitana che viene presa d'assalto in occasione dei grandi eventi, tipo la festa di Sant'Agata, ma che non è a misura di disabile, con la maggior parte delle fermate che non prevede l'accesso ai portatori di handicap. In questo senso, l'auspicato cambio di passo tarda ad arrivare. Adesso ci fermiamo e poi il calcio. Siamo al calcio, domani Palermo in campo fuori casa contro il Cosenza, a rischio Alessio Dionisi che però dice abbiamo tutte le qualità per rialzarci. Marco Gullà. Cambiare rotta e farlo in fretta. L'allenatore del Palermo Alessio Dionisi alla vigilia del match di domani a Cosenza sa bene che i risultati vanno in direzione opposta rispetto a quello che si sperava. Sappiamo che ora è il momento di vincere partite, cioè, c'è poco da dire, poi le partite si preparano, si devono preparare, però non conta solo la tattica e la tecnica, ma quello sempre, contano le motivazioni, la volontà, che in partite simili delle volte non è stata pari all'avversario e dobbiamo pareggiare la volontà dell'avversario che, come dicevi tu, sarà una volontà importante. Abbiamo un po' di defezioni, lo sapete, perché numericamente in difesa non siamo tanti. Soprattutto per Dionisi è una partita da dentro o fuori. Il tecnico rischia il posto qualora il Palermo non vincesse sul campo dell'ultima in classifica. Perché qua si parla solo dei problemi. Qua si parla solo di quello che non funziona e forse non avete capito che così non funzionerà mai niente, le cose non andranno bene se continuate solo a chiamarvi, io non so come siete abituati nella vostra vita e ci mancherebbe, lungi da me, ma non c'è mai un bicchiere pieno, quindi il bicchiere si può vedere un mezzo pieno o un mezzo vuoto, io sono abituato a vederlo mezzo pieno. Dionisi dovrebbe scegliere ancora lo schieramento con la difesa a 3, nonostante le tante assenze nel reparto. Sembra difficile il ritorno alla retroguardia a 4, anche se non è escluso del tutto. Brunori e poi Ampalo sono i punti fermi. A Cosenza occorrono le loro giocate e i gol per dare nuova linfa al Palermo. E domani il Catania sarà ospite dell'Altamura. Toscano chiede più coraggio e una prestazione diversa rispetto a quella vista, soprattutto nel secondo tempo, con la Casertana. Marco Carli. Prima della Casertana, Toscano aveva parlato di continuità. Non è andata così. Alla vittoria di Monopoli è seguita una prova sbagliata. Ecco dunque che il match di Altamura rappresenta l'ennesimo test per una squadra che non è mai riuscita finora a cambiare marcia. Il tecnico questa volta, in vista della gara che vedrà gli Etnei di nuovo in Puglia, regione dove hanno giocato già 2 volte in questo mese, usa un'altra parola ricorrente. Di avere più coraggio di rischiare qualcosa, magari rischiando anche di perderla. Questo che non mi è piaciuto nel secondo tempo dei miei ragazzi. Qualche soluzione tattica in più per l'allenatore, conferma per la difesa, con Quaini alternativa pronta per il ruolo di braccetto sinistro e per il centrocampo visti con la Casertana e a Monopoli. Davanti si valuta sulla base dei giocatori che sono rientrati in gruppo negli ultimi giorni, fermo restando ovviamente l'inamovibile inglese. Di certo Toscano non ne fa una questione di sistemi di gioco. Quando noi giochiamo contro una squadra che gioca a 4, se i nostri esterni salgono sui terzini, come difendi a 4? Quindi non c'ho dei moduli predefiniti. E come l'approcci la partita, con quanta energia, con quanta voglia, con quanta determinazione fai quello che hai preparato. Altamura Catania sarà seguita la Telecolor con collegamenti dallo Stadio d'Angelo, commenti da studio e le interviste ai protagonisti. Si comincia mezz'ora prima dell'avvio del match. E lunedì sera invece si giocherà al Franco Scoglio il derby tra Messina e Trapani. I giallorossi attendono novità sul futuro societario. Sergio Colosi. Messina fa rima con penalizzazione per demeriti propri per i mancati pagamenti dei contributi previdenziali e per colpa di Turris e Taranto, probabili future escluse. In bilico però c'è anche il futuro del club, abbandonato al suo destino da Sciotto e Cissé. Il quadro disarmante accompagna la lunga vigilia al derby Messina-Trapani, in programma lunedì sera al Franco Scoglio. L'esclusione di Turris e Taranto porterebbe ad un -10 alla classifica dei Granata. Antonini minaccia di non mandare la squadra a Messina, più una provocazione comunque che una reale volontà.
Il club giallorosso rischia il fallimento, diviso da un possibile contenzioso tra Sciotto e Cissé. In soccorso ci sarebbero Franz, il presidente della Serie A, e l'imprenditore Mannino, pronti a salvare il Messina, a patto di rilevarlo a costo zero da Sciotto, che potrebbe avvalersi della clausola rescissoria per inadempienza degli acquirenti, ma al momento non sembra intenzionato a farlo. Questione intrigata tra gelosie, ripicche e colpi proibiti. Messina-Trapani segnerà anche il ritorno di Pavone e Anatriello e la voglia di riscatto di Crimi e Gelli, ma questi temi trovano poco spazio nei pensieri dei tifosi. Era il nostro ultimo servizio, questa edizione di Sicilia 24 si chiude qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14 e vi lascio adesso con la lettura della rassegna stampa curata oggi da Angelo Gagliano. A tutti una buona giornata.